Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Volevo proseguire con un altro premio speciale, un premio importante. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, e lo invito qui sul palco a ricevere il premio stampa 2019, Raffaele Minichino, direttore di Rete Oro di Roma. Raffaele è un po' un mio personale riferimento. Ciao Raffaele, mettiti da questa parte, prego. Allora, Raffaele, pensate un po', da oltre 35 anni racconta il calcio laziale nel territorio laziale, un po' come facciamo noi da soli 8 anni a Penalty, però lui veramente ha vissuto tante epoche, tanti giovani che sono diventati poi personaggi importanti. A proposito di premi importanti, voglio sottolineare che il qui presente è l'ideatore del premio nazionale Beppe Viola, nonché del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, che altro non è che il secondo torneo più importante dopo il Viareggio. Insomma, una presentazione così conferma la tua grande voglia di continuare a fare sport. Sicuramente, buonasera a tutti, ma soprattutto naturalmente alla città di Enna e a te. Io l'ho denominato in una mia trasmissione l'ambasciatore del calcio della Sicilia, con tutto il rispetto dei colleghi che ho visto prima, però è nata la nostra amicizia da un anno circa tramite Facebook, poi è stato invitato in una sua visita a Roma in trasmissione e sta nascendo qualcosa veramente di importante. Io confesso, sono 35 anni, effettivamente a Roma potrebbe essere tutto più facile, però una manifestazione così bella, così ben organizzata, ma soprattutto dà lustro al calcio dei dilettanti, che sta nel mio cuore, non esiste. Quindi io penso che con Ettore Tortorici faremo qualcosa in più, ma soprattutto un passaggio, in questo caso, di idea proprio di questa manifestazione dei dilettanti, perché premiare come fai te e come tutta naturalmente anche in questo caso l'assessore allo sport della città di Enna è importante dare un riconoscimento a tanti ragazzi, dirigenti, allenatori che naturalmente si sacrificano, e veramente non solo dal punto di vista economico, ma anche le ore della loro vita, che sottraggono soprattutto il tempo alle loro famiglie per la crescita del mondo dei dilettanti. Quindi è qualcosa, lui ha insistito a portarmi qui, tra l'altro bellissima la città di Enna, ma soprattutto la Sicilia, e quindi per me è un onore di essere presente. Tra l'altro lo presti che spesso ci incontriamo a Roma. Bisogna dire che oggi è stata una lezione, per quanto mi riguarda, per dare una nuova linfa e un nuovo mezzo per creare qualcosa di nuovo, quindi da apprendere veramente tutto quello che avete fatto in questa manifestazione. Guarda, hai parlato di Santino Lopresti ed invito il presidente della FIGC proprio qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio stampa 2019 a Raffaele Minichino. Buonasera Presidente. Consegniamo e così poi parleremo con il Presidente. Premio stampa 2019 a Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro. Abbiamo anche un ricordo della nostra bella Sicilia. Ha detto delle parole bellissime, a conferma tra l'altro del fatto che ancora una volta i dilettanti comunque fanno sempre centro con i loro sacrifici, la loro voglia di emergere e poi soprattutto con la presenza, no? Che diventa fondamentale anche per eventi di questo genere. Sì, ho detto bene, io poi conosco bene lui, voglio dire anche il figlio, quindi li conosco perfettamente bene e sono contento per il lavoro che fanno, che ci aiutano, così come il lavoro che fai tu qui in Sicilia per noi è fondamentale e importante. Poi il tuo garbo, la tua cortesia, il tuo modo, senza entrare mai in polemica, senza fare mai una polemica, questo è estremamente importante, perché questo calcio, che è, come dire, un calcio che vive di sospetti quotidiani, non ha bisogno di ulteriore polemica, ha bisogno invece, come dire, di vivere serenamente le domeniche, la settimana, il lavoro che c'è. Io di questo te ne sono grato e voglio riconoscertelo, e te lo voglio riconoscere come lo si diceva poco fa, e lo diceva, diciamo, uno che viene da fuori e che vede per la prima volta una tua iniziativa, e questo ti va a merito. Detto questo, come
hai detto tu, ma come ha detto Minichino, qui tu raccogli, come dire, è quel sacrificio di tutti gli attori del calcio, perché qui vengono premiati gli allenatori che quando salgono qui è tutto merito dei giocatori, noi così non è, voglio dire, sappiamo, perché per me l'allenatore è fondamentale, nel senso che è guida, ma non solo è guida tecnica, è guida tattica, ma anche guida educativa, perché io dico sempre è un allenatore che può fare svoltare una partita nel bene e nel male, ma anche sotto l'aspetto della violenza o della non violenza in campo, perché tanti allenatori poi non diventano educatori, talvolta si perdono in queste cose che, come dire, col calcio o con lo sport in generale non hanno niente a che fare. Tanti giocatori premiati, riconosciuti, tanti dirigenti che, come me, tantissimi sacrifici, come dire, questo è un percorso che io ho fatto per tanti anni e che comprendo perfettamente. Vedere questo entusiasmo, perché poi qui vengono coloro che più o meno hanno vinto e quindi voglio dire c'è l'altra parte, quelli che magari non sono riusciti a portare a compito la stagione programmata, perché poi noi lo sappiamo, il calcio, come dire, tu pensi di vincere e non vinci, Non c'è scritto nulla. o viceversa, perché poi tu colpisci il palo, il pallone può entrare, ma colpisce il palo Ti cambia tutto. e può andare fuori e quindi cambia tutto. Bene, io sono contento per questo lavoro che fate, io sono, come dire, uno che assieme a voi vuole continuare a lavorare nel calcio dilettantistico, io credo fortemente al calcio dilettantistico e come dire, questa nostra disponibilità che è continua, che è costante, la nostra, voglio dire la mia, della federazione, di Sandro Morgana, del comitato regionale, ecco, vuole essere però un aiuto a capire che questo è lo sport e la violenza con lo sport non c'entra niente. Siccome ancora abbiamo qualche cosa da correggere, ecco, visto che qui siamo gli attori, quelli che abbiamo vinto qualcosa, che avete vinto qualcosa, bene, diventiamo ambasciatori di questo, cioè la domenica andiamo a divertirci e facciamo in modo che quando torniamo a casa non abbiano a telefonare a qualche pronto soccorso o a qualche caserma dei carabinieri, ma sanno che finita la partita, dopo 2 ore, 2 ore e mezza, si ritorna a casa e si è tranquilli. Anche perché poi lunedì si va a lavorare. Grazie Presidente, ci vediamo dopo. Complimenti ancora a Raffaele. Raffaele Minichino, vincitore del premio stampa 2019 ai Penalty Awards. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.